Bentornati sul canale dell'azienda Agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. In questo momento in cui registriamo il video siamo nella seconda parte del mese di febbraio. Siamo ovviamente in campagna, occupati ancora con le potature, ma in questo video vi facciamo vedere un po' di raccolta di legna che dobbiamo andare a fare appunto oggi, in modo tale da liberare questo appezzamento che sarà poi il protagonista del nuovo impianto che andremo a fare in primavera. In questo caso appunto dobbiamo recuperare tutta la legna che abbiamo tagliato nelle scorse settimane, in modo tale da liberare l'appezzamento e poter poi proseguire con le lavorazioni del terreno. Per fare questo lavoro ci siamo organizzati con il Landini 13000 con il caricatore anteriore e la benna, e il New Holland con attaccato dietro il rimorchio dei Donè. L'obiettivo è quello di portare a casa la legna con una buona velocità, perché appunto poi abbiamo necessità di venire a fare le lavorazioni in questo terreno, per cui abbiamo pensato di non ridurre sul posto tutto questo materiale, la legna, i rami e i tronchi, ma abbiamo pensato di tagliarli più o meno a 1,5 metri, 2 metri, 2 metri e mezzo al massimo, e caricarli velocemente sulla benna, sul caricatore, e portarli poi dove abbiamo il rimorchio, scaricandoli direttamente nel rimorchio. Una volta poi aver svuotato il rimorchio in azienda, con calma nei prossimi mesi, nei prossimi periodi, andremo a fare il lavoro appunto di ridurre bene la legna e tagliarla in modo tale che poi possa essere essiccata in modo perfetto, e quindi lo useremo per andare a fare combustione, quindi a riscaldarci. Per ridurre grossolanamente il materiale abbiamo usato la nostra Stihl e poi abbiamo caricato appunto il materiale in modo tale da liberare velocemente il campo. La difficoltà che abbiamo incontrato principalmente è il discorso del terreno, del fondo leggermente sconnesso, nel senso che quando è arrivato il terzista a estirpare tutto quello che era l'apparato radicale, se vi ricordate aveva smosso un po' la terra, per cui con la benna piena e quindi pesante, con il 13000 dovevamo stare un po' attenti appunto alle manovre, accompagnare un po' delicatamente appunto i vari passaggi, in modo tale che non si facessero danni al 13000, non ci fossero poi da andare a riparare eventuali manovre un po' azzardate, un po' troppo veloci. Come sempre ci capita, abbiamo un po' sottovalutato questo lavoro e il materiale da portare in azienda, per cui pensavamo di fare un unico rimorchio, poi alla fine abbiamo optato per fare 2 giri e quindi perderemo un po' di tempo, ma insomma avremo da lavorare un po' per tutto il pomeriggio.
Ecco, questo era l'ultimo tronco che dovevamo portare via da questo campo, e per cui adesso rientriamo in azienda con entrambi i mezzi e andiamo a fare l'ultimo scarico del rimorchio. Ecco, allora questo è il primo rimorchio che abbiamo fatto oggi e l'abbiamo già svuotato. Adesso il papà sta un attimo preparando il rimorchio piazzato, stiamo smanovrando un attimo e appena arriva pronto la svuotiamo il secondo rimorchio qui vicino. Poi, come dicevamo, questa legna andrà tagliata più avanti quando avremo un po' più di tempo, quando magari pioverà la sposteremo, insomma faremo quello che potremo per ridurla. Adesso azioniamo tutto il circuito idraulico in modo tale da alzare il pistone del rimorchio e quindi rovesciare la legna qui dove abbiamo la legnata. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, un po' diverso dal solito, diciamo un lavoro non consueto, ecco, per noi, un lavoro che facciamo ogni tanto durante il periodo invernale. Niente, allora ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Intanto vi ringraziamo di essere stati con noi, l'appuntamento al prossimo venerdì.